Amiche e amici, buongiorno, ben ritrovati. Questa è Lingue e Dialetti, trasmissione antagonista dello sradicamento e della globalizzazione culturale. Un grosso saluto da Giovanni Polli, buondì dal Giovanni Polli, che però almeno in questa prima fase della trasmissione non è da solo. Lo vedete per chi è in collegamento in streaming video, il mitico Sammy Varin, ciao a tutti! Proprio lui, proprio lui. Perché Sammy Varin qui oggi? Perché ci sembra doveroso così fare un piccolo riassunto della puntata precedente che è stata non qui negli studi ma a Pontida, giusto Sammy? Che palco! Che palco, che gente, che artisti e che chilometro zero e che grande, oltretutto, ambiance, direbbero i francofoni, che grande ambiente e atmosfera. Sì, atmosfera regalata da chi è tornato a cantare in lingua e in dialetto, è tornato nel senso che non aveva mai smesso, però la gente che è ritornata ad ascoltare musica in dialetto, e un tempo, sai, si perdevano quasi le speranze, dici ma no, le radio trasmettono sempre quelle canzoni, allora ascoltiamo quelle canzoni, la musica commerciale e internazionale, e poi ci siamo accorti che questa radio, Radio Padania, faceva sentire qualcosa di diverso, delle storie di paese, delle storie dei nostri nonni, dei nostri genitori, che magari ci sentivamo quando eravamo più giovani, e abbiamo iniziato ad ascoltare Radio Padania. Ci siamo accorti che c'è un qualcosa di anticommerciale su Radio Padania, che fa bene alla salute, che ti dà anche ritmo, gioia, positività e anche un po' di fiducia verso il futuro. Sabato scorso, cavolo, è stato un tripudio, cioè, ti ricordi, 9 e mezza c'era il tendone, uno dei più grandi dei tendoni, stracolmo, con gente in piedi che applaudiva, che pogava. E dire che aveva piovuto pure proprio al momento dell'inizio, con quello scroscio, quel diluvio di pioggia che ci ha fatto dire qui non viene nessuno, no? Accidenti. A proposito di quello che hai detto, Sammy, non perché voglia lodare l'emittente per la quale ovviamente trasmettiamo e per la quale parliamo, ma va lodata per questo. La cosa che mi ha fatto molto piacere è che i grandi artisti che non hanno mai non si sono mai schierati politicamente a favore né della Lega né ovviamente dei media della Lega, hanno pubblicamente dal palco riconosciuto quello che tu hai detto, cioè che 20 anni fa, quando comunque 15 anni fa, 17 anni fa, i loro brani hanno incominciato a essere trasmessi non dalle radio, non tanto dalle radio loro, quanto da Radio Padania, i loro brani nelle lingue del territorio. Quindi è stato un riconoscimento anche di una funzione di comunicazione che noi abbiamo sicuramente sempre avuto. Lodiamoci un po', ci sta, direi. Sì, no? E soprattutto al di là della politica, perché in questo momento ci sono centinaia e centinaia di persone che ci stanno ascoltando e che non gliene importa nulla della Lega, ma gli importa del messaggio che Radio Padania sta lanciando in questo momento, che è un messaggio di ritorno ai popoli, al territorio, al chilometro zero, a ciò che è genuino, a ciò che è nostro, rispetto a chi invece ci vuole imporre dei prodotti. Poi chiaro, qua possiamo divagare anche politicamente, è la stessa cosa, c'è qualcuno che ci vuole imporre qualche cosa da Roma o da Bruxelles, dall'alto, che sia roba politica, roba economica o roba alimentare o roba musicale, sempre quella roba è. Noi ci ribelliamo e la nostra è una ribellione che facciamo simpaticamente, organizzando ogni tanto questi giganteschi concerti come quello di sabato scorso a Pontida, ma penso che sia anche l'occasione per metterne in cantiere qualcun altro. Io ho visto un tuo post su Facebook stamattina, al quale poi ho anche commentato, che mi ha un po' inquietato, no? Dice che se ne faranno degli altri. Ma certo, ma guarda, io sono pronto. Le richieste davvero ci sono tantissime, gli artisti sono a disposizione. Avere un palco importante di questi tempi, magari con la crisi economica che c'è e crisi anche di valori che domina in questo momento, ce la facciamo di sicuro. Dopo l'iniezione che abbiamo avuto a Pontida sabato sera di fiducia verso la musica territoriale, possiamo metterne in cartellone molte altre di queste iniziative. È chiaro che facciamo l'appello a tutti coloro che ci seguono e che ascoltano anche la tua trasmissione, artisti del nord, del centro, del sud, che parlano bresciano ma che parlano anche sardo. Fatevi avanti, perché Radio Padania dà spazio a tutti i territori e sarebbe bello organizzare un festival che parli tutte le lingue.
D'altra parte, lì ovviamente per questioni territoriali e anche di logistica c'erano gruppi che venivano dal nord a Pontida, però tu ricorderai, perché l'abbiamo fatto insieme, il Sanremo vero, la musica a chilometri zero, qui veramente erano rappresentati tutte le identità da nord a sud, da est a ovest, senza distinzioni, senza preclusioni, senza steccati di alcun genere. No? La musica del territorio, le lingue del territorio sono di tutti e non ci sono barriere politiche che impongano tu sì e tu no. Assolutamente, fatevi avanti, non abbiate paura, timore, soprattutto di essere strumentalizzati. Ecco, la paura dell'artista io la posso capire, vai su una radio politica, certo. Parlo su Radio Padania, vuol dire che sono della Lega. Mi bollano, ecco. Ma per piacere. Tu ti ricorderai, tu nella tua trasmissione fai passare chiunque, prescindendo dall'opinione, la musica popolare, la musica dei territori, storicamente ha una matrice che viene da quella che un tempo si chiamava sinistra, adesso non so nemmeno più come si chiama, ecco, però grandissimi artisti che hanno quella matrice nella mia trasmissione, qui questi microfoni sono passati, sono venuti addirittura a suonare in diretta dal vivo. Io ho il ricordo bellissimo della mini live che hanno fatto i Soluto Umana, ecco, che poi è stato qualcosa di straordinario. I vincitori del premio Identità e Musica sicuramente non hanno una matrice ideologica affine alla linea editoriale di questa emittente, ma sono venuti qui, hanno costruito uno spettacolo apposta per lingue e dialetti, apposta per Radio Padania, in cui hanno fatto una sorta di compilation dei loro brani in lingua, perché loro cantano soprattutto in italiano. Quindi a testimonianza dell'apertura che noi diamo e che anche i musicisti possono avere, penso che questo esempio valga per tanti altri. No? Moltissimi altri e certamente ricordate una cosa, che siamo purtroppo l'unica radio nazionale che dà così spazio alla musica territoriale. Io spingo, ho amici, colleghi che lavorano in radio molto più importanti di questa e la risposta è non possiamo, perché dal punto di vista editoriale non si può, bisogna fare spazio solo ai grandi gruppi, casa discografica, ma anche ai gruppi qualcosa di più, ecco, che girano verso una certa politica e chi non è schierato non è facile, non si può trasmettere. Ci ribelliamo. Ma assolutamente sì, io penso le sfide impossibili credo che siano un po' nel nostro DNA, no? Quindi penso che non ci faccia paura di andare Davide contro Golia, no, assolutamente no. Vuoi stare qui un secondo che passiamo qualche telefonata? Sentiamola. Allora, pronto? Allora, inizio col dire che chiedo scusa, poi per un bel po' non intervengo più. Chi sei? Ecco, sono Francesco. Francesco, ciao. Ormai ci sentiamo tutti i giorni, praticamente, o dal vivo o... Vai, Francesco. No, ma io devo fare i complimenti, l'ho già detto stamattina. L'organizzazione, voi due che avete tenuto un palco allucinante sabato sera, spettacolo. Io mi sono fatto veramente 2 giorni intensivi, che sono andato a casa, sono ritornato la domenica. Comunque sabato sera veramente una sensazione, emozioni, devo dire, pelle d'oca. Poi come li presentate voi, veramente il Sammy è un grandissimo, poi lui è proprio un animale da palco, no? Lo si vede. Animale, sì, molto animale. Da bestia da palco, no? No, beh, comunque veramente avete fatto veramente, cioè dico, uno spettacolo veramente spettacolare. È un bisticcio di parole, però rendo l'idea, perché sabato sera, come voi avete detto, io sono arrivato fuori 2 arcobaleni mentre che facevo la strada, sì. E quindi vuol dire che andava bene, era un buon segno. E stavano iniziando a suonare le cornamuse della Bergen Baguette, tra l'altro, quindi sì. Abbiamo sfatato questa cosa, questa leggenda assurda che vuole che la cornamuse portino l'acqua. Col cavolo, hanno portato il sole, guarda, da noi... Infatti, no, quando le cose nascono bene finiscono sempre meglio, poi si è vista l'apoteosi domenica con successo enorme. Comunque veramente è una cosa da straripetere, perché la gente è venuta a ascoltare tutti i vostri gruppi. Il Beppi, ci ho parlato insieme, è una persona, guarda, squisita. Insomma, dai, è il Beppi, ecco, senza togliere niente agli altri, però io sono riuscito a parlare con lui, che l'ho avvicinato, ma avete tirato su veramente un'organizzazione che gli altri ce la invidiano. Le varie feste dell'unità hanno solo da imparare. Mamma mia. Chiudo qua. No, adesso vogliamo, stiamo levitando, svolazziamo. Grazie, Francesco. Onore al merito, poi dopo io sai che sono del mestiere anche io, ma avete fatto veramente qualcosa veramente di grande. Grazie. Bravi tutti, avanti così, e tutti i cantanti del territorio che continuino a cantare, che si facciano vedere, perché Radio Padania è una radio ascoltatissima. Credete in Radio Padania, perché lì vi diffonde il vostro messaggio musicale. Ciao ragazzi. Un abbraccio, Francesco.
DJ Peno, DJ Peno. Certo. Beh, devo dire che sul palco noi forse insieme non ci eravamo mai saliti, ma in 35 secondi abbiamo raggiunto subito un'intesa pazzesca, ma come qui in radio quando abbiamo fatto per la prima volta insieme Sanremo Vero, che 6 ore sono state. Essendo vecchi del mestiere non ci vuole poi tanto a imparare i tempi e quello è abbastanza normale, anche voi se fate questo mestiere ci vuole. Chiaro è che ci vuole un intento anche di filosofia musicale. È chiaro che se io fossi stato esclusivamente un rocchettaro o che fossi solo per la musica commerciale eccetera, sul palco di Pontida sabato sera mi sarei sentito malissimo, non sarei riuscito a sopportare, a lanciare, ad annunciare una cosa del genere. Per fortuna c'è stata questa ribellione anche dentro di me. Io ho lavorato per anni in radio commerciali e dopo mi sono effettivamente ribellato a questa cosa di vedersi davanti la scaletta musicale, essere obbligato a trasmettere quello che l'editore ti chiede. Impone, l'editore e la politica commerciale. Potrete dire tutto di Radio Padania, ma questa è una radio dove si può ancora inventare. Nessuno ti dice fai questo, fai quell'altro perché è la radio della Lega, ma la Lega vuole appunto la libertà, vuole appunto la possibilità a tutti di parlare e di trasmettere il proprio messaggio. Questa è la radio dove è intervenuto un grande della musica del Sud come Eugenio Bennato a presentare il suo libro Brigante se muore, e l'ha presentato qua. Ricordiamolo. Certo. Ecco, la libertà vuole dire questo. E anche dei cattivoni peggiori, tipo il Mimmo Cavallo. Che mamma mia, veramente più cattivo. Alle facce del brigante, di quello veramente incazzato nero, no? Abbastanza. È venuto qua. 02 66 20 35 29. Sammy, ti ringrazio. Facciamo un po' questo piccolo riassunto della puntata precedente, però io vorrei, visto che voglio anche togliere l'idea che siamo qua a ricevere degli applausi, io vorrei che qualcuno di voi che ci volesse muovere delle critiche anche pesanti lo facesse, proprio perché siamo liberi e cresciamo con le critiche, e le critiche ci servono non per sminuirci o sminuire chi le fa, ma al contrario per crescere tutti insieme. Pronto? Io sento la mia voce che ritorna con qualche ritardo, probabilmente l'ascoltatore non sente che è in diretta e sta affandando il computer dal quale sta ascoltandoci. Pronto? Pronto? Sì, allora abbassa tutto quello che non è la tua voce. Parlo con Giovanni Poletti. Giovanni Polli. Polli. Poletti no, è un po' di anni che non c'è più. Sì. Dimmi. Sì, pronto? Sì, puoi parlare, sei in diretta. Sei te proprio, sì? Io in persona, Sammy, sono io? Senti, sono anch'io Giovanni. Benissimo. Senti, telefono da Torino, no? Sì. Senti, potrei avere un abbonamento, avrei del materiale che io ho lavorato giorno e notte lì per il dialetto piemontese, vorrei fartelo vedere se può interessarti anche, non so, no, non possiamo vederti, io ho parlato con Luigi lì, largo Saluzzo, sai, no? Chi è Luigi? Sì, senatore, esatto. Appunto, ma prova a telefonare, senti un po'. Sì, potete vederlo. Allora facciamo una cosa, ti ripasso alla regia con Giulio Cesari, che naturalmente ringrazio e saluto per il suo lavoro, e lascia il tuo numero, poi ci ricontattiamo. Spero che il messaggio ti sia giunto, perché non sento più assolutamente niente. C'è un'altra chiamata forse in linea. Pronto? Sì, pronto, sulla Carla. Cantunendo la Carla. Sì. Ciao Giovanni, ciao Sammy. Ciao cara. Ciao. Allora, intanto complimenti, purtroppo non ho potuto sentire, ma speri che la radio la manda i canzoni che io non potuto ascoltare, fortunati ieri, ma avrei piaciuto anche venerdì sera, ma purtroppo spero più. Ad ogni modo, vorrei fare una considerazione. La musica cambia di colore, specialmente la musica di territori, non va bene tutto, basta che sia bella, va bene la Sicilia, va bene la Calabria, le Puglie, le Marche hanno proprio una tradizione, perlomeno viva. Che sole, no, proprio, ma come in altre regioni che la tradizione è una bella forte. E piacerebbe sentire più sempre radio, piace tutta la musica, piace tutte le canzoni, ma particolarmente sono affezionata ai canzoni in lingua naturale, no dialette, Sammy, lingua naturale. Lo so, me lo rimproverano, certo. A me vengono barbatoni, e quindi tieni tantissimo alla definizione di lingua naturale. La dicono in Sardegna, lingua naturale. Lingua naturale. Comunque, ripeti, la musica la va bene
quando è la nostra musica, quando è la musica del territorio. Anche chi vigeva una di canzoni in lingua naturale, in lingua del posto. Dice il titolo è buono perché è particolarmente bella. Un scartoccio fra voi, un cartoccio di briciole. La felicità di avere in saccoccia un scartoccio fra voi. Naturalmente, torte, biscotti, quella roba lì che una volta alle nocche si poteva mangiare i biscotti o mangiare i torte quando si voleva, di aspettare che la mamma la aveva in occasione di una quei festa. Però quando si poteva avere un scartoccio fra voi appunto, lì una felicità assoluta. Va bene, lasci stasi e vi ringrazio ancora perché ascoltava è sempre un piacere, è sempre bello. Grazie a te Carlo, ciao. Ad ascoltare il tuo cantonino, rubrica fissa qui su Lingua e Dialetti, ovviamente sempre un piacere altrettanto grande, no? Questo fortissima, è la nostra Carla. Allora io vorrei anche, tanto ripetendo lo 02 66 20 35 29, vorrei anche leggere un messaggio che mi è arrivato qui su Facebook, Alberto Gozzini. Allora vabbè, lo leggo, vi sto ascoltando in diretta, siete immensi, a cui continuiamo a svolazzare, no? Molto. Ecco, mi raccomando ora una grande festa di Radio Padania Libera, un abbraccio Padania Libera, e poi propone Festival di San Marco, Festival di San Giorgio, non sarebbe neanche male. E tra l'altro auguri a Giorgio, perché oggi mi risulta sia il compleanno, e tra l'altro eccolo qua, oggi 6 maggio, la nostra amica che è stata ospite nostra, Elisa, al Sanremo Vero, che ha portato il suo contributo di DJ bulgara. Certo. Ecco, ricorda, oggi 6 maggio in Bulgaria si festeggia San Giorgio, il più importante per gli ortodossi, il portatore della vittoria, così scrive. Quindi noi insomma cerchiamo di arrivarci anche a una vittoria dei popoli, speriamo. Assolutamente, speriamo davvero. Allora, una telefonata, Sammy, introducila tu. 0266203529, pronto? Pronto? Là, chi sei? Buongiorno. Chi sei? Sono Antonio da Varese. Benvenuto. Senti, ma voi fate solo feste? In che senso facciamo? Festeggiamo sempre. Ci piacerebbe fare solo feste. Mia, sì, ma fate tante feste, fonditi, gazebo, mangiare, ma chi paga? Chi paga? Noi paghiamo. In questo caso nessuno, siamo arrivati a costo zero, sai? Senti, io ho visto Salvini sulla 7, ha fatto delle figuracce enormi. Oh, ci dispiace. Grazie, caro ascoltatore. Ricordiamolo per i benpensanti, tutti gli artisti che sono venuti sabato sera sul palco di Pontina erano a chilometro zero, ma anche a costo zero. Chiaramente anche i presentatori, ma questo mi sembra inutile dirlo, visto che abbiamo la fortuna di essere, anche se al minimo tabellare, dipendenti comunque di una radio, di un giornale, e abbiamo per fortuna ancora per il momento, speriamo che per il futuro, un lavoro. Ci mancherebbe altro che andiamo a chiedere soldi per fare. Siamo stati lì pagandoci i mezzi, pagandoci il pasto, e assolutamente per il piacere di esserci. Però la cosa bella è che questi artisti sono venuti veramente a costo zero e hanno accettato di passare 6-7 ore, perché alcuni sono rimasti veramente 7 ore ad aspettare di cantare. Ecco, perché tra l'altro la scaletta così lunga, poi ci si aspettava magari che arrivassero scaglionati, no? Invece erano lì tutti, veramente. Si vede anche la curiosità da parte loro di vedere come poteva essere messa in piedi una kermesse di questo genere, che insomma è stata ben organizzata, io devo dire, perché il grosso dell'organizzazione, questa volta organizzazione proprio logistica, è di Sammy, e gli va assolutamente reso onore. Eravamo già rodati perché erano artisti che comunque gravitavano già negli studi di Radio Padania da mesi, se non da anni, e quindi è bastata una semplice telefonata e un'intesa dicendo: dai ragazzi, ci divertiamo, sabato sera si mangia roba genuina, si beve un po' di birra, un po' di vino, quello buono, e si sta tutti insieme. E in effetti uno dei motivi per cui quasi tutti gli artisti sono arrivati già alle 6 di sera, per stare in compagnia, ed erano lì che mangiavano, bevevano insieme, molti anche si sono carburati. Ad esempio, non a caso, era subito lì che ho trovato il mitico Sergio Bassi. Mi è venuto in mente anche a me e poi scusami, che la prima alle 4 Sergio Bassi. E poi quando sono arrivato io ha incominciato a stappare la prima bottiglia di Gutturnio. È vero. E con calma, però insomma non si poteva dire di no, ma neanche troppo di sì, per cui diciamo che abbiamo carburato bene senza esagerare, perché non si esagera mai, mai, soprattutto mai, se bisogna guidare. E poi li abbiamo visti ballare sotto il palco i giovani padani
fino a mezzanotte la una, quando se non fosse stato per il service che ci ha detto fora di ball, come la canzone di Benetti. Saremmo andati avanti. Allora, uno dei momenti, devo dirlo poi anche perché così rientriamo un po' nell'alveo anche di questa trasmissione, uno dei momenti che più mi ha così emozionato è stato vedere sullo stesso palco, nella conclusione, sarebbe stato bello chiamarli tutti, sicuramente, però il Bepi, Charlie Cinelli e Ulmic Longobardi. Cavolo. 3 anime della Lombardia, la Lombardia tutta intera, no? Quindi dall'ovest a Brescia, a Bergamo, poi con la solita rivalità che lì è stata completamente annullata. Bepi e Charlie hanno cantato insieme e poi alla fine erano tutti e 3 lì. Guarda, penso che sia stato veramente un momento di quelli musicali, anche umani, amicali di un certo livello. E la gente ha captato in pieno questa cosa con degli applausi scroscianti, gente in piedi, gente con decine di telefonini che filmava il duetto quasi inedito tra il bresciano e il bergamasco, ma poi c'era anche Ulmic da Varese, per cui è stata una magia infinita. Assolutamente. Pronto? Chi c'è qualcuno in linea? No. Sì. Cari ragazzi, buongiorno, sono Luciano da Treviso. Ciao. Non so se sono in tema, però ho sentito l'ultima volta trasmissione che ti ho citato, professor Francesco Sabatini. Sì. Bisogna conoscere il dialetto per salvare l'italiano. Sì, esatto, è un convegno organizzato dal Lions. Perfetto. Ecco, sì. Sento, mi so vecchio ormai. Il 10 aprile 2008 ho scritto al professore, mi sono permesso, ma non mi ed ecco quello che ho scritto velocemente. A partire dagli anni 70 il rifacimento di tutta la toponomastica italiana, il più piccolo comune, le grandi città, cosa resto meritevole, ma nella forma con la quale è stata impostata. Lo scempio di vecchie e meravigliose targhe di marmo e ceramica, sostituite ad altre nuove, tutte uguali, alla cui vista mi viene da rabbrividire, non tanto per la forma, ma per il modo di scrittura, tutte le iniziali, nomi propri in minuscolo, con l'abbreviazione del nome, principale riconoscimento del soggetto al quale viene dedicato e ricordato. Ma non solo, istituti scolastici vengono trattati allo stesso modo. Esempio, G. Leopardi, D. Alighieri, C. S. Pellico, via dei 1000 in cifre, eccetera. E scommetterei che qualche insegnante, e non parliamo di chi si avvale del plesso, ricorda il nome per esteso. Dimmi se ho sbagliato. No, assolutamente no. Allora bisogna insistere su questo argomento. Non mi fa schifo vedere tutte quelle forme di toponomastica, tutte uguali, tutte minuscole. Ma a parte il contenuto è anche il problema della toponomastica, che io insisto, tanto si sa che io vado a finire sempre lì, deve essere bilingue perché altrimenti non ha senso. Vabbè, ma sono d'accordo, ma bisogna eliminarle però qua. Io ho 7 nipoti, scusa. Sì. Se io li insegno a scrivere G. Leopardi, G minuscolo, segno in rosso. Certo, in rosso a noi a scuola. Allora, qua dobbiamo battere. Guarda che è importante che voi che siete ormai giovani, che vi sento sempre, tutte le trasmissioni, non perdo la trasmissione vostra, dovete darmi una mano a questa roba qua. Il professor Sabatini non mi ha risposto. Ci sarebbe anche adesso non è più presidente dell'Accademia della Crusca adesso. No? Ed essere emerito, deve essere presidente comunque onorario. Non è anche tempo di mi parlo con questo vecchio che ha scritto, non stai neanche a dire o no. Però vorrei il vostro parere, cioè il vostro conforto. Grazie. Mamma mia, qui siamo... Bisogna confortarlo. Lo conforterò dopo, anche se appunto è un problema che io vedo dalla mia ottica non tanto sulla forma della toponomastica italiana quanto sul fatto che la toponomastica di default, cioè poi mi accusano anche di essere anglofilo perché uso spesso anglicismi, no? Ecco, cioè dovrebbe essere normalmente in 2 lingue la versione di Stato, perché vabbè ci vuole assolutamente, e la versione però con uguale importanza la versione nella lingua del territorio. Pronto? Pronto, buongiorno Giovanni, ciao a Samuele. Buona. Ciao. Allora, una domanda e una considerazione. Dimmi solo il tuo nome. Sono Paolo. Paolo. Allora, una domanda era, visto che siete tutti e due, oggi ho la fortuna di trovarvi tutti e due, e se potevate, intervistare oppure chiamare da voi Massimo Morini di Buio Pesto, che tra l'altro io ho visto sempre tutti gli anni quando sono in ferie, no? E penultimo concerto aveva fatto veramente per quanto riguarda la lingua senese del posto, aveva fatto una battaglia veramente durissima anche contro i dirigenti RAI.
Come no? Tra l'altro lui, essendo stato anche direttore dell'orchestra del Festival di Sanremo negli anni scorsi, non so quest'anno perché non l'ho seguito, ma lui lo era, è chiaro che è anche un anello di congiunzione un po' particolare. Esatto, e poi appunto, innanzitutto in bocca al lupo perché nell'ultimo anno ha avuto parecchi problemi, perché giunte locali che non pagavano gli spettacoli, adesso è riuscito a risollevarsi, quindi riparte. Quindi serve un personaggio molto interessante, perché io lo sento con molta... al di là del punto di vista musicale, ma veramente trasmette un messaggio che tra quelli che cantano in lingua locale, tra quelli più forti, cioè proprio ci crede fermamente. Ha un grandissimo seguito in Liguria, un po' come Davide Van der Frost, che ormai è nazionale italiano, Der Frost, però voglio dire, ha un seguito come può essere il Bepi, come può essere Charlie Cinelli, assolutamente paragonabile. Esatto. Grazie. E poi sempre rimanendo in questo ambito musica, cioè lingua locale, non so se avete mai fatto caso al mondo dei motori. Ci sono alcuni marchi motociclistici che usano proprio modelli con in dialetto lingua milanese e altro bolognese. Una è la Ducati famosa, sì. L'altra è un'azienda di Milano che si chiama, sembra HM, fa proprio modelli che si chiamano Lungi. Sì, ecco. Bellissimo, ne abbiamo parlato, è bellissima questa cosa qua, bellissima, esatto. Davvero. Tra l'altro lo slogan che usano, fa da Milan con cuore in mano, cioè proprio sarebbe interessante perlomeno discutere comunque di queste cose. Sentire anche magari direttamente i responsabili marketing loro, no? Non sarebbe assolutamente una... Me lo sono ripromesso più volte, poi non è così facile, ti posso dire, andare a caccia. Comunque è in calendario, è un punto fisso. Le moto con i nomi milanesi sono qualcosa di favoloso, sono diversi anni che ci sono. Moto anche di un certo livello, non bassa produzione, parliamo di alto artigianato. Qualcuno c'è ancora? Non c'è nessuno? Io vedo che le nostre immagini fisse lì, chissà se... Ci siamo inchiodati al fermi, monitor. È bello che schiaccia un F5, si aggiorna e magari riappariamo. Giovanni! Si alza la mattina e cerca di proseguire l'esistenza su questo pianeta strangolata da tutto ciò che intorno ti vogliono rifilare. È un lavoro bellissimo secondo me, e il fatto che ci crediamo e che poi lo vediamo rende ancora più bello, no? E poi vediamo così tanta gente che condivide queste sensazioni, è fortissimo. Giovanni, ci riaggiorniamo molto molto presto, magari con un altro concertone insieme, dicendo a tutti gli artisti nord, centro e sud: fatevi avanti, perché Radio Padania vi regala davvero tanto spazio, lo spazio che non c'è sulle altre radio. Grazie Sammy, grazie davvero di essere stato qui, e io passerei magari alla seconda parte della mia puntata di Lingue e Dialetti di oggi, che vorrei sempre molto aperta alle vostre telefonate. Vorrei mandare un brano che è stato un po' uno di quei simboli anche della serata di cui abbiamo parlato, della serata del venerdì 3 maggio a Pontida. Abbiamo parlato prima di un'esibizione insieme di Charlie Cinelli e il Bepi. Qui la versione che vi mandiamo è quella soltanto di Charlie Cinelli, però la Mesente è una di quelle ballate che più hanno dentro il nostro modo di intendere la musica, di intendere la vita. Mandiamola subito, la Mesente, Charlie Cinelli, a fra poco. Mole la baita dell'Usson citando che te ci fa finta di niente. Godici di tornare le bande dove che è viso in cielo. Mole tut lambarda e mole anche te. E
anche a trovati toci che gaide vardante tre e che te ta spender palanche compagni della fiulo del re me che mi ha dato posto turne dalla miseria che sia le montagne a parlarmi di lei che per qui che pare e sei come me venerdì l'ebbe alta per perda l'erba della banda bella erba non vede in me scordi appena che la della mica me non so che senti me turne dalla miseria che sia le montagne a parlarmi di lei la le capre turne dalla miseria guarda foglia il gele me fa appendi Helga il capello e un tacche che c'ha guarda son delle ai guarda il garda e i deresi guarda io che cata il fe e le forme che legeva te venaro che via e le Ole la baita dell'Usson città e bisogna fa quel che e stogliele a fa la valiglia non vedrei proprio niente me che mi ha dato posto turne dalla miseria che sia le montagne a parlarmi di lei la me le capre turne dalla miseria che sia le montagne a parlarmi di lei. La Mesent, Charlie Cinelli, questo così per ricordare la serata del concertone a chilometro zero, musica a chilometro zero, che è andato sul palco, è andato in scena sul palco di Pontida, il tendone di Pontida, venerdì 3. Grazie ancora a Sammy che è stato qui fino a un attimo fa per ricordare il nostro impegno a favore delle musiche dei territori, delle lingue dei territori, e però c'è un contributo che sta facendo parlare molto, un contributo video su YouTube, un contributo che sta facendo parlare moltissimo perché è una provocazione che da un certo punto di vista è una provocazione che io raccolgo molto volentieri e ne avrete sentito parlare. Il sindaco di Agrigento ne ha fatta una delle sue molto, molto bella e molto carina. Passiamo questa telefonata, dopodiché questa cosa qui però la voglio mandare assolutamente in onda. Pronto? Pronto, sono Joan Marc, sono Ron De Waver. Ciao Ronca, allora. Venerdì che sei no, mi dispiace, però ho letto sul sito del Beppi che è stato molto contento del calore, ha detto una cosa indimenticabile, mi dispiace ancora di più di averlo perso. Effettivamente ci siamo trovati in un'altra dimensione. Mi dispiace, perché c'è che ero la sera prima con Van der Frost, ma purtroppo insomma avanti in Dresse. Bisognava piantare le tende come hanno fatto molti. Però ho parlato con Lisander Brasca il venerdì e eravamo a mangiare al tavolo insieme. Certo, volevo dire, ti rubo solo 30 altri secondi. Ti ricordi tu un po' d'anno fa che abbiamo fatto una trasmissione sulla Bretagna? Sì, come no.
E sono tornate in coppa le due squadre bretoni, tutte e due insieme a Parigi. Guingamp e Rennes. Guingamp in bretone, Ranach esatto. Adesso abbiamo detto in francese, ma sì, il nome vero è bretone. E si sono affrontate, ha vinto ancora Guingamp, cioè la squadra piccolina, 7.000 abitanti, e comunque Parigi è diventata un pezzo di Bretagna per una serata, e hanno suonato l'inno bretone, l'inno nazionale bretone, che era dei miei padri, con la Noël Leroy, la nuova cantante favolosa bretone. E non l'hanno fischiato? Che hanno fatto, no, e applaudivano tutti, perché anche i non bretoni, ma presumo. Guarda un po'. Ci sarà stato un motivo, evidentemente. È bravissima, non so se la conosci, ha fatto dei duetti con Alain Stivell favolosi. Sì, bravissima. Niente, concludo dicendo che poi hanno il telegiornale francese di France 2, che è, diciamo, ufficiale, come fosse un Rai 1 da noi, ha intervistato un intellettuale bretone e gli ha detto hanno suonato l'inno regionale prima della partita, e l'intellettuale gli ha detto no, è il nostro inno nazionale. E il cronista italiano, il Vespa della situazione, è stato zitto, muto. Insomma, è più avanti, la Francia è più avanti di noi, ma dobbiamo dirlo. Ed è detto tutto che la Francia, la paladina, la patria del centralismo, del giacobinismo, è più avanti dell'Italia. Ci danno delle lezioni notevoli. Comunque era spettacolare vedere allo stadio di Parigi, piena di Guenadou, con bandiere solo Guenadou, bianche e nere, con la Blanche Hermine. Vabbè, grazie Roma. Saluti, ciao. Altra dimensione anche quello, no? Ecco, la Francia che ci ha insegnato il centralismo, ci dovrebbe insegnare il rispetto delle territorialità, però ovviamente l'Italia ormai viaggia ormai così, alla deriva, senza più una rotta, purtroppo. Ascoltiamolo però il sindaco di Agrigento, perché parla una lingua a noi vicina, a noi qui del nord almeno. Vediamo se parte il tutto. Cari cittadini milanesi, mi chiamo Marco Zambuto, sono il sindaco di Agrigento. Lei è una perla della Sicilia, come tante altre città. Potrei parlare di Palermo, Catania, Siracusa, Taormina. Lei è una terra di civiltà millenaria e di integrazione. Ogni anno un badalù dei vostri concittadini vengono chi a culto dell'ospitalità dei siciliani. Chi non game di sapori unici che tutto il mondo invidia? Cannone, granit, cassate, pasta di armandolo. I siciliani e in genere tutti i meridionali sono dei popoli accoglienti, per questo mi bendisi nel vostro dialetto de venì chi. Chi vi aspetta il calore del sud, dei mingatrà a tutti i bal della Lega, che vorremmo un'Italia tagliata in due. E il calore che gemiti mi, e se vegnaru elet, difenderu in Europa, perché l'Italia è una sola, se può mica dividerla in due. Allora, apprezziamo, onestamente, io lo devo dire, lo apprezzo. Da un certo punto di vista, se non ci fosse una frase mi sarei commosso di questa cosa qua, perché l'idea di promuovere la propria terra, qui si è fatta una promozione elettorale, uno spot elettorale, diciamolo chiaro e tondo, quindi diciamo che la furbata era evidente, però l'idea di promuovere la propria terra, l'ospitalità della propria terra, i prodotti della propria terra, parlando non nella propria lingua regionale, ma in un'altra lingua regionale, io lo trovo semplicemente favoloso, per cui da questo punto di vista bene, ottima questa idea. Perdonate ovviamente l'accento, se io mi mettessi a parlare siciliano, che pure comprendo molto bene, ma posso parlarlo, ma non sicuramente con l'accento siciliano, e imbroccando tutto farei di peggio probabilmente, per cui anche buono anche lo sforzo di parlare in lombardo, in milanese, da parte del sindaco di Agrigento. Però ovviamente quello che toglie, poi finisce inevitabilmente per togliere una gran parte del proprio del valore di questa iniziativa, è il fatto che si è trattato sostanzialmente non tanto di una promozione della propria terra, questa è doverosa perché della Sicilia io non posso dire che meglio di come ha detto lui, ma si tratta poi di un attacco politico, perché De Minga da tra i bal della Lega, e vabbè, d'accordo. Allora io vorrei, magari lo farò anche quando saranno passate le elezioni europee, quindi quando saremo fuori da tutte le par condicio del mondo, darò sicuramente, se vorrà parlare, lo spazio in questa trasmissione al sindaco di Agrigento, perché questa cosa qui io la trovo veramente interessante, però anche per dimostrargli che non è assolutamente vero, un po' il discorso che facevamo prima con
Sammy, della mancanza assoluta di barriere e di chiusure nei confronti degli altri popoli, ecco, vorrei proprio farglielo ripetere qui questo appello, magari senza quella frase incriminata che sinceramente ci sta bene nel campo di una battaglia politica, della polemica politica, per la carità, comprendiamo tutto, per l'amor del cielo, siamo uomini di mondo, non siamo mica nati ieri. Però è anche vero che passare questo appello per un invito ai lombardi a venire nella terra di Sicilia, cosa peraltro che mi sento anch'io di consigliare, andatela a vedere la Sicilia se non l'avete vista, però farlo passare per un appello, poi in realtà un attacco a un partito politico, veramente svilisce quello che sarebbe potuta essere un'ottima iniziativa. 0266 20 35 29, non so se qualcuno di voi ha voglia di commentare, ovviamente in maniera molto soft come sto facendo io, perché insomma sarebbe anche facile fare una controbattaglia politica, ma non è il mio campo e non è quello il piano di commento che io vorrei. Pronto? 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 Sì, sei in diretta, chi sei? Sì, Padania Libera, complimenti per sabato sera perché è stupendo il concerto. Volevo dire che... Pronto? Sì, ti sento. Volevo dire che il sindaco di Agrigento bisognerebbe che si studierebbe un po' la storia d'Italia, come è stata formata, un po' dirmi, io ho capito il suo messaggio, ma un po' dirmi che l'Italia è unica e indivisibile. Questo lo sappiamo. Quello, la storia bisogna prima studiare e poi si può dire le cose, non tirare di mezzo la Lega. Lo sappiamo. L'Italia e come l'ha costruita. Comunque Giovanni Poli, complimenti ancora per sabato sera. Grazie mille. Padania Libera sempre, naturalmente, Sicilia Libera anche degli Ascari, naturalmente, perché io non penso che molti amici siciliani indipendentisti, ascoltando questo appello all'unità e indivisibilità dell'Italia del sindaco di Agrigento, magari abbiano applaudito tanto. Comunque, pronto? Pronto, salve, sono Paolo da Brescia. Ciao Paolo. Io sono d'accordo con tutto quello che dici, naturalmente. Sì. Però vorrei sottolineare che, diciamo, tutte le cose di cui ci lamentiamo, più o meno, sono conseguenze dell'ideologia illuminista. Uh-huh. Cioè il nostro nemico è questa ideologia. Io ho provato a dare un'occhiata al dizionario, a vedere la definizione proprio di ideologia illuminista. Sì. Allora, questa prevede che l'uomo sia governato esclusivamente da scienza e tecnica. È l'illusione tecnocratica che noi stiamo pagando molto cara, questa? Sì, infatti, sì. E il problema è che questa ideologia è l'ideologia dominante oggi, no? Come no? Allora, si prevede il dominio assoluto di scienza e tecnica con eliminazione di religione e tradizione. Esatto. Cioè, qui si parla di eliminazione. Quindi religione e tradizione dei nostri popoli, dei popoli europei, immagino, perché siccome l'ideologia illuminista è europea, e quindi questa prevede l'eliminazione di religione e tradizione dei nostri popoli. Allora, guarda, se vuoi ti rispondo anche, tra l'altro è una materia che è assolutamente legata al concetto di fondo della battaglia anche per l'identità, quindi non ho assolutamente difficoltà a seguirti. Allora, io prima, quando ho usato il termine giacobinismo, ho inteso proprio in questo senso intendere appunto un'idea, una visione che prescinda da qualunque rispetto delle differenze dei popoli, ma riducano i popoli a masse di individui e l'individuo come bene fungibile, nel senso uno vale l'altro a prescindere dalla propria storia, dalla propria tradizione, dalla propria cultura, perché no, dalla propria religione per chi ce l'ha e per chi la segue. Quindi si tratta effettivamente l'illuminismo di una visione del mondo che comporta questi effetti collaterali, se non questi fini o questi scopi. Poi io personalmente ho l'idea mia del tutto personale che chiaramente una buona parte dell'illuminismo sia assolutamente da salvare come fondamento di una vita moderna e civile, perché anche il rispetto del quale io faccio una bandiera, il rispetto dell'opinione degli altri, la famosa frase attribuita a Voltaire,
non condivido niente della tua idea, ma sarò disposto fino alla morte a combattere perché tu la possa esprimere, viene esattamente da lì. Quindi attenzione, forse non tutti i contenuti dell'illuminismo sono ritenuti oggi alla prova dei fatti validi, perché poi bisogna sempre verificare un'ideologia dalla sua applicazione in pratica. Lo sradicamento, lo snaturamento della persona a numero, e poi anche le ideologie esclusivamente materialistiche come il marxismo, come il liberismo estremo, sono figli dell'illuminismo, sono figli gemelli anche se diversi e separati in valore assoluto, ma sono tutti quanti figli di quell'ideologia lì. Ecco, però non dimentichiamo una cosa, che l'illuminismo voleva comunque dare una valutazione all'uso della ragione e della scienza, laddove invece c'erano ancora religione e superstizione, religione non nel senso di tradizione, ma nel senso proprio di credenze al di fuori di ogni logica. Ecco, quindi cerchiamo di essere anche, io ovviamente sto esprimendo la mia opinione proprio perché mi arrogo la libertà di farlo, come lascio agli altri la libertà di dire la loro. Ovviamente non bisogna essere mai massimalisti ed estremisti nel valutare una visione del mondo, ma cercare, se si vuole crescere, appunto, di vedere quello che è accettabile e quello che non lo è. Sì, dimmi. Certo, infatti, giustamente come dici te, il problema è che noi abbiamo a che fare con una rivoluzione, non con una riforma. È chiaro. Nel senso che una riforma renderebbe compatibile scienza e tecnica con religione e tradizione, perché non sono incompatibili. Assolutamente no, ci mentre mancherebbe invece altro. il fanatismo illuminista vuole proprio l'eliminazione di religione e tradizione dei nostri popoli, e questo corrisponde all'eliminazione dei nostri popoli. Ecco, io ci metto dentro chiaramente perché il mio discorso delle lingue, sinceramente, allora il discorso per motivi anche personali della religione non lo seguo molto, delle tradizioni assolutamente sì, e delle lingue che fanno una parte fondamentale nell'identità di un popolo, anche perché si crede che l'Italia o la Francia vogliano una lingua coincidente con lo Stato e non vogliano più invece le lingue coincidenti con le nazionalità vere del territorio, esattamente per questo motivo, perché si vuole smontare l'identità territoriale, si vuole smontare la cultura di un popolo, dei popoli, si vuole smontare la tradizione nel senso buono, non nel senso di arroccamento sul vecchio, ma nel senso di senso della propria storia. Su questo non ho nessunissima difficoltà a essere d'accordo con te. Grazie dell'intervento. Volevo chiederti, sì. Posso? Sì, velocissimo perché siamo in conclusione. Sì. Se conosci un libro che è uscito nel 2006, che è stato recensito da Avvenire, sì. Sull'origine illuminista del razzismo moderno. Ne ho sentito parlare, però non l'ho letto, ti dico, non voglio millantare una cosa che non ho fatto, per cui... Sì, comunque è interessante perché, per esempio, la storia che ci raccontano che il razzismo sarebbe figlio dell'ignoranza... Sì, è smontata, è ricapovolta. È falso, esatto. Perché il razzismo, essendo figlio del darwinismo, è figlio della scienza. Ok, qua Paolo, ci fermiamo, stiamo andando veramente oltre. Okay. Grazie mille. Ciao. L'ultima telefonata, pronto? Sì, ciao Roberto da Treviso. Ciao Roberto. Allora, rispondere al sindaco di Agrigento, a parte lui e tutti quelli che continuano a battere il chiodo che l'Italia è unica e indivisibile, sì. Forse non hanno capito che l'Italia non è nata così. Specialmente noi veneti, noi dobbiamo cominciare ad andare a insegnare la storia, ma la storia vera, non quella inventata. Allora, noi veneti eravamo una repubblica, non siamo stati, anzi, non è che siamo stati annessi, noi abbiamo chiesto all'Italia di essere annessi all'Italia sotto una monarchia per intanto. Allora noi siamo stati, fatto questo plebiscito truffa, però siamo stati annessi. Bene. Certo. Dopo aver vinto una battaglia e gli altri persa, per la battaglia di Lissa. Però già qui si dimostra che non eravamo già uniti. Dopodiché noi siamo stati uniti 6 anni dopo degli altri. Esatto. Una volta che la seconda guerra è decaduta, la monarchia, il re, praticamente noi veneti avremmo dovuto togliersi, cioè essere stati lasciati da parte, oppure la nuova repubblica che hanno fatto dovevano averci chiesto a noi: voi volete far parte ancora dell'Italia o volete rimanere fuori? Sicché già per la seconda volta noi potremmo essere stati fuori. Dopodiché in questo momento qui che noi chiediamo l'autonomia, l'indipendenza dall'Italia, ma non è che noi chiediamo la secessione, noi abbiamo tutto il diritto di chiedere questo, perché per 2 volte ci hanno truffato, plebiscito truffa, e in più la seconda volta quando noi siamo stati annessi all'Italia con la monarchia. Decadendo le leggi del re e la monarchia, noi in quel caso lì dovremmo essere stati già fuori.
E l'Italia non ci ha mai chiesto a noi: volete fare ancora parte dell'Italia, della Repubblica o cosa? Perciò quando la gente parla di Italia unica e indivisibile, forse non hanno studiato bene la storia o non gliel'hanno insegnata bene. Ti ringrazio. Grazie a te, grazie a te. Potremmo discutere per tantissimo tempo e quasi all'infinito sulla legittimità giuridica di uno Stato, su come si è formato insomma, poi però andremmo a finire in un principio fondamentale del diritto internazionale che è, ai noi, il principio di, ai noi, ma potremmo anche volgerlo in positivo, è in nostro favore, il principio di effettività degli Stati, cioè gli Stati non esistono sulla base di trattati o del riconoscimento di trattati, ma per il semplice motivo che questo Stato esiste, cioè su un territorio esiste un governo che governa un popolo, punto. Che poi questo sia avvenuto in maniera democratica, antidemocratica, con la conquista, col saccheggio, con lo stupro, eccetera, come è successo nella gran parte del territorio dell'attuale Repubblica Italiana, un tempo Regno d'Italia, questo non conta proprio niente. Il principio di conservazione dello Stato e il principio di effettività dello Stato va un po' a bilanciare il principio di autodeterminazione dei popoli. Poi che il principio di autodeterminazione dei popoli faccia in modo tale che si arrivi a costituire uno Stato, allora a questo punto diventa automaticamente lo Stato che ha diritto di essere perché esiste. È una cosa forse un po' complicata, però è la base del diritto internazionale. E tutti i tentativi di smontare l'Italia attraverso la via giuridica poi alla fine si scontrano con questo, per cui la legittimità morale l'Italia assolutamente non ce l'ha, e su questo io sono anni che dal mio piccolo punto visuale e di comunicazione lo dico, non c'è legittimità alcuna morale, non c'è legittimità politica, su quella giuridica dovremmo essere noi popoli che si staccano al costruirne una nostra tutta nuova. Vabbè, abbiamo parlato anche di autodeterminazione e di diritto internazionale. Questa è un po' una trasmissione omnibus di Lingue e Dialetti e che comunque è finita, motivo per cui Giovanni Polli vi saluta, Arvezza del Giovanni Polli, a risentirci sempre qui, Radio Padania Libera. Avete ascoltato Lingue e Dialetti,